per vedere le slide che Zaia ha presentato il 7 marzo per le modifiche al contratto di concessione e per l'introduzione dell'IRPEF, basta andare sul sito del Mattino di Padova all'articolo che ha presentato l'intervento della mattina stessa, datato 7 marzo 2017, e all'interno dell'articolo si trova appunto la presentazione delle slide. Allora, basta cliccare su progetto Pedemontana, finanziamenti. Noi abbiamo interloquito attraverso una mail, uno scambio epistolare con il condirettore Cagnan. Qui siamo nel suo profilo LinkedIn, sulla piattaforma SlideShare, dove è possibile, qui si vede appunto Paolo Cagnan, condirettore dei quotidiani veneti Gruppo Espresso. Nell'interlocuzione con lui, nello scambio epistolare attraverso le mail, lui ci ha confermato che queste slide sono di provenienza della regione Veneto. Ecco, è possibile scaricarlo. Per farlo bisogna avere un profilo LinkedIn, perché la piattaforma ce lo chiede e noi ci siamo già accreditati. Continuiamo con il download, entriamo con il login di LinkedIn. Ecco, qui siamo entrati, ci dice che ci siamo accreditati, io ho accreditato il mio profilo su LinkedIn. LinkedIn è una piattaforma utilizzata dai professionisti per presentare il proprio curriculum professionale e le proprie attività professionali in generale. È possibile aprirlo direttamente, quindi apriamo slide Zaia Pedemontana in consiglio datato 7 marzo 2017. È un file di PowerPoint che è un programma per fare presentazioni. Lo apriamo, gli diciamo al computer di eseguire il programma, adesso lo sta aprendo ovviamente su un software che noi abbiamo open source, il LibreOffice, e qui abbiamo le slide che sarebbero state usate il 7 marzo 2017. Andiamo su file e andiamo a guardare le proprietà. Clicchiamo e apriamo le proprietà del documento. Innanzitutto vediamo che si aprono con custom properties, cioè proprietà del cliente, cioè il proprietario, diciamo, del software che ha generato il file, e vediamo scritto company, cioè la società Area Engineering SRL. Poi andiamo su generali, general, e vediamo che il documento è stato creato, ha una dimensione di 3 mega e 30, è stato creato il 16 febbraio alle 9 del mattino da una tale Anna Fasiol, e che poi è stato modificato il 6 marzo, quindi il giorno prima del 7 marzo, il giorno della presentazione in Consiglio regionale da parte del Presidente Zaia, dall'amministratore. E quindi abbiamo queste due evidenze, insomma, no? Una certa Anna Fasiol e l'area engineering proprietaria del file. Ecco, questo è quanto emerge dal documento, no? Poi nel contesto generale si può scorrere il documento e, e, vedere come si compone. Insomma, queste sono le slide di presentazione, sono le medesime secondo quanto ci ha dichiarato il giornalista che le ha presentate nell'articolo, insomma, del Mattino di Padova.